ansiosa, sto un po' male, ma alla fine ho studiato, quindi quello che so cercherò di fare il mio meglio. Cosa temi più come argomento? Il CLIL di storia, che è una nuova materia. Spero che vada bene. Ripassare un intero programma in una settimana è un po' ostico, perciò vedremo. Esami di Stato 2015. Oggi è stata la volta della terza ed ultima prova scritta per quasi 500.000 studenti che stanno affrontando gli esami di maturità. Archiviata la prova di italiano uguale per tutti e la seconda prova diversa da indirizzo a indirizzo. Oggi è toccato al temuto quizzone. Gli studenti hanno dimostrato di aver acquisito le nozioni base delle materie scelte dalla commissione e studiate nel corso dell'ultimo anno scolastico. A predisporre il test, infatti, non è il Ministero dell'Istruzione, ma le singole commissioni d'esame. Quizzone, prova più temuta dai ragazzi. Quali tematiche sono state affrontate? Quali aree tematiche? Sono state affrontate le aree tematiche relative alle discipline del greco, la storia, dell'inglese e delle scienze. Considerando quelli che sono stati i programmi svolti dai ragazzi nel corso dell'anno, i commissari esterni ed interni di queste discipline hanno preparato delle apposite domande a cui i ragazzi hanno fornito una risposta aperta, riuscendo a riassumere nelle righe date come consegna quello che loro hanno studiato e ritengono essere più importante per essere valutato nella maniera più idonea dalla Commissione. Ritengo che questa sia una delle prove più significative perché permette proprio ai ragazzi di esprimere quello che realmente sanno, come lo sanno, utilizzando la risorsa tempo e anche mettendo in atto quella che è la loro capacità di sintesi per dare il meglio di sé. Tempo massimo 2 ore, ma vediamo com'è andata al liceo classico Empedocle di Agrigento. Ma è stato sinceramente più facile di quanto pensassi, abbiamo avuto 2 ore di tempo che sono servite a pennello, quindi direi che è andata abbastanza bene. Le difficoltà maggiori dove le hai incontrate? Le difficoltà maggiori diciamo che sono state abbastanza aggirabili dato lo studio comunque profuso durante tutto l'anno. Insomma, possiamo dire che sia stato abbastanza adeguato alle nostre conoscenze. E l'ansia cresce in attesa della prova orale che partirà sabato prossimo. Piuttosto tranquillo, diciamo. Potrei essere più teso, invece non so se essere preoccupato o meno. Da sabato inizieranno gli orali, come ti senti? Sei agitata? No, assolutamente, anzi lo vedo come l'ultimo ostacolo per raggiungere la libertà e aprirmi finalmente al mondo. Una grande emozione fare l'orale, una grande emozione saper di avere la maturità classica in mano tra poche settimane.